Aperte le spiagge dei VIP al Lido di Venezia, gli stabilimenti balneari Excelsior de Bene Quattro Fontane, simbolo della Belle Époque del Lido e di Venezia nel mondo, hanno accolto i primi clienti. Ottima la risposta dei bagnanti, nessun calo rispetto agli anni passati, nonostante il coronavirus e l'inizio posticipato rispetto alla canonica apertura del 1 giugno. Sì, da oggi al Lido tutte le spiagge sono aperte, gran parte delle strutture alberghiere hanno aperto nei giorni scorsi, le ultime apriranno a breve, diciamo, le prenotazioni stentano ad arrivare, l'augurio che noi tutti ti facciamo è che dopo il Redentore, nel periodo di agosto, ma soprattutto durante la mostra del cinema, poi le cose cambino. Dalla spiaggia dell'Excelsior il coronavirus sembra solo un triste ricordo passato, le capanne resistono e mantengono inalterato il loro ineguagliabile fascino. Ma, come spiega Antonio Vianello, presidente della delegazione Lido dell'Associazione Veneziana Albergatori, la preoccupazione maggiore è proprio per gli hotel. Il Lido ha una clientela prettamente internazionale. Qualche risultato c'è stato, però non sufficienti, ecco, per mantenere le strutture aperte. Bisognerà che le cose cambino nei prossimi giorni. Momento clou della stagione ovviamente la mostra del cinema a settembre. Gli stabilimenti balneari di Excelsior e Bene Quattro Fontane rimarranno aperti fino al 15 settembre. Basterà il festival a sollevare le sorti di una stagione tutta in salita? C'è il rischio che qualcuno poi si spazientisca e torni a chiudere, ecco. Però insomma, auguriamoci che le cose cambino.